essendo autoctono come parlano quelli che sanno parlare bene, conosco la sagra da tantissimi anni. Per me è una grandissima emozione essere qui questa sera perché torno su questo palco dopo 20 anni e 30 anni fa addirittura ho fatto un premio Italia qui per la RAI con una grande amica, Catherine Spack, che purtroppo non c'è più e che mi piace che voi facciate un applauso questa sera alla sua memoria per ricordarla. È stata una cara amica e una grande artista straniera che ha trovato tanta fortuna in Italia. Grazie, che accoglienza. Quando grazie perché dopo lo scoppano la sirena ci voleva, insomma, come dire, respiriamo un po'. Allora, intanto benvenuta. Grazie a voi per avermi voluto in questa splendida kermesse e come ti avevo confidato proprio ieri, io mesi fa vedevo una cartolina, la cartolina di Agrigento, con questa meravigliosa Valle dei Templi e ero veramente sorpresa del fatto che come è possibile, sono venuta in Sicilia qualche anno fa in vacanza, meravigliosa, ma non ho mai visitato ancora Agrigento. Quando mi hanno parlato amici di questa grande festival, mi mandano un fiore, veramente sono rimasta, ho avuto una grande esplosione di gioia perché veramente la legge dell'attrazione, la legge dell'universo mi ha condotto qua in questa città e quindi ne sono veramente grata, onorata e complimenti perché veramente è un festival che è grandioso, una grande esplosione di cultura, di folklore. Da questa città, alzando più amato, che è arrivato, si decide di tanto lontano, tutti vengono alla nostra città, ognuno prega che punto so, Bruno sul peggio San Calò, lo ringraziamo a San Calò, ti ringrazi carità, questo santo africano, ti ringrazi georgiano. Su tono mavra, giro trigiro asimi, kabul karyes